Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta alle 19 su Video Mediterraneo, canale 11, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte sempre della domenica, siamo in replica anche il lunedì alle 21:30 e il martedì alle 18 sul canale 605, così come siamo in replica anche su Mediterraneo News, il lunedì alle 14 canale 694. E adesso subito campionato di eccellenza, girone A, poi parleremo abbondantemente del girone B perché abbiamo tanto da dire, senza nulla togliere giustamente al girone A, però sembrerebbero i giochi quasi fatti, Giuseppe, giusto? Anche perché il Marsala, tra la vittoria di Coppa e tante altre cose, e ambiente super galvanizzato, penso proprio che abbia già quasi matematicamente vinto il suo girone. Però guardiamo giustamente i risultati di questa ottava giornata di ritorno, oggi domenica 15 febbraio. Ecco qui la schermata, a te la parola Jessica. Sì. Atletico Campofranco, Alcamo 4-1. Profavara Ribera 0-1, Parmonval Camarat 2-1, Mazzara Monreale 4-0, Dattilo Noir Mussomeli 1-0, San Giovanni Gemini Paceco 3-3, San Cataldese Serra di Falco 6-0, Riviera Marmi Marsala 1-3. Ecco, abbiamo anticipato giustamente una quasi ormai vittoria del girone da parte del Marsala, sottolineiamo che comunque la San Cataldese con questa vittoria ha scavalcato il duo Mazzara-Mussomeli. Guardiamo nel dettaglio il tutto insieme a Jessica. Marsala 49 punti, San Cataldese 40, Mussomeli e Mazzara 39 punti, Parmonval 38, Profavara 36 punti, Atletico Campofranco 34 punti, Ribera 33, Dattilo Noir 32, Camarat e Riviera Marmi 30 punti, Alcamo 28, Paceco e San Giovanni Gemini 27 punti, Serra di Falco 15, Monreale 1. Allora Giuseppe, Marsala 49 punti, San Cataldese 40, Mussomeli e Mazzara con 39 punti. Credo che a questo punto, l'abbiamo già detto prima, i giochi sembrerebbero, dico sembrerebbero perché il calcio non è una legge scritta, probabilmente sono fatti. Ma guarda, sì, ipotizzare un crollo così verticale del Marsala con 9 punti di vantaggio a 7 giornate alla fine appare quantomeno una pazzia. Sì. Quindi se mai ce ne fosse stato bisogno, l'ottavo turno ha decretato che il campionato ha un'unica padrona, appunto, che è il Marsala. La San Cataldese ha scavalcato il Mussomeli, in chiave salvezza invece non vince nessuno. Le uniche due che giocavano contro, tra l'altro Paceco e San Giovanni Gemini, si sono annullate e quindi rimane tutto così per quanto riguarda la lotta ai play-out. Sicuramente meno incerto di quello che vedremo ora nel girone B. Io volevo fare una battuta veloce con Maurizio Romeo, perché in questo girone A del campionato di eccellenza abbiamo l'Alcamo con 28 punti e pensate che l'anno scorso quest'Alcamo aveva sorpreso tutti, addirittura facendo la finale play-off per salire nell'interregionale. Maurizio, ma cosa succede quando da una stagione straordinaria poi si passa a soffrire invece solamente meno di 12 mesi dopo? Succede giustamente, se non sei organizzato per affrontare un campionato del genere rischi solo di fare brutta figura e quindi magari va a finire in questa maniera qua. Lo scorso anno erano più organizzati, c'erano più situazioni, giravano forse più soldi, avevano più sponsor. È normale che a distanza di un anno magari non sono tutti gli anni uguali e magari succedono queste cose qua. L'organizzazione è la cosa più importante per affrontare questi tipi di campionati. Peccato, poi ci dirai che cosa è successo anche a Giara, perché l'anno scorso avete stravinto alla grande il campionato di promozione, quest'anno qualche punto in meno e poi tutto quell'ambaradan che tra poco ci racconterai. A questo punto parliamo proprio di questo girone del Giarre, lo facciamo con i risultati di questo girone B, anche in questa occasione abbiamo l'ottava giornata di ritorno, oggi domenica 15 febbraio. A te Jessica con i risultati e poi la classifica. Sì. Paternò Acireale 0-1. Castelbuonese, Città di Rosolini 3-1, Città di Messina, Vittoria 3-1, Catania San Pio X, Giarre 1-4, Siracusa, Sporting Viagrande 0-0, Città di Scordia, Milazzo 2-1, Igea Virtus Taormina 1-0. Riposa Modica, Mister Bianco escluso dal campionato dopo la quarta rinuncia. Allora in classifica abbiamo questo Siracusa che continua a essere sempre la squadra leader, però lo Scordia spinge sempre di più, Giuseppe. Credo che questo sarà uno scontro che
si porteranno loro stessi sino all'ultimo. È un po' la situazione che c'è in Serie D, È due vero. che vanno via e la terza, in questo caso è il Milazzo, che prova a tenere il passo. È vero. Jessica, ci dai subito lettura della schermata della classifica, così poi la commentiamo con i nostri ospiti, vedremo anche qualche filmato e sentiremo un po' il parere su questo girone B del campionato di eccellenza insieme anche a Giuseppe. A te Jessica. Siracusa 46 punti, Città di Scordia 44, Milazzo 40, Castelbuonese e Acireale 36 punti, Sporting Viagrande 34, Igea Virtus 32 punti, Catania San Pio X 27, Vittoria 26 punti, Giarre 25, Modica 23 punti, Paternò e Città di Messina 22 punti, Città di Rosolini 17, Taormina 11 punti. Ricordiamo che il Paternò ed il Taormina hanno un punto di penalizzazione, poi con il fatto che appunto qualche squadra ha rinunciato, qualche squadra ha qualche partita in meno oppure qualcuno ha qualche partita in più. Comunque in linea di massima la testa è quella. Giuseppe. Allora, in questo campionato noi abbiamo, come dicevamo, due che vanno per i fatti loro e sono Siracusa e Scordia. Personalissimo parere, lo Scordia ha qualcosa in più rispetto al Siracusa. Non ha i nomi del Siracusa, ma ha un'organizzazione di gioco, una compattezza E di direi squadra. anche societaria. E anche societaria. Vabbè, possiamo dirlo, dai. Che non si trova a Siracusa. Detto questo, in questo momento, in questo girone, ci sono 3 squadre che vanno alla grande e 3 squadre in picchiata. Le 3 squadre che vanno alla grande sono lo Scordia, naturalmente, che sta tenendo il passo del Siracusa, la Cireale e il Viagrande, che da un paio di mesi a questa parte hanno cambiato completamente marcia e hanno raggiunto la zona playoff con il chiaro intento di rimanerci fino alla fine. Le 3 squadre invece che vanno in picchiata quali sono? Sono la San Pio X di Catania, sono il Vittoria ed il Modica. 2 squadre bleu e una catanese che vanno letteralmente in picchiata. Basta un dato: nelle ultime 5 giornate, 10 partite quindi per Modica e Vittoria, un solo punto. Ai. A proposito della San Pio, adesso poi parleremo anche con Mister Romeo, guardiamoci il servizio che ha realizzato Mario Cardone proprio sulla partita San Pio-Giarre, vinta dal Giarre 4-1, quindi aveva proprio ragione Giuseppe nel dire che questa San Pio va in picchiata libera con il rischio probabilmente di perdere anche la possibilità di un aggancio nei play-off, anzi a questo punto deve guardarsi dietro dai Più che altro deve play-out. pensare ai play-out. Infatti, guardiamo il servizio di Mario Cardone, San Pio X Giarre 1-4. In mezzo sta la virtù, come da greca sapienza. La San Pio però sta scoprendo che anche l'indecisione abita in quel luogo. In casa i ragazzi di Mister Platania avevano sempre fatto bene, eppure questa volta sono crollati sotto i colpi di un Giarre rinnovato, direte voi. I biancorossi sono apparsi imballati, la loro prestazione ha fatto infuriare il presidente, che ha abbandonato lo stadio ad un certo punto. Avrebbe voluto marcarli lui gli attaccanti, ma Leo è un mostro. Nelle ultime settimane ha giocato poco per via di alcuni malanni e si è visto. Chissà dove potrebbe arrivare con tutte quelle virtù. Il Giarre spera in mezzo, intanto, in mezzo alla classifica, per conservare la categoria. E a questo punto mi sorge spontanea una domanda, Giuseppe, permetti, devo parlare con Mister Romeo, vedere la sua squadra, che effetto ti ha fatto Maurizio? Siamo curiosi di capire se questa cosa ti ha emozionato oppure insomma un po' di... Che dici? No, sicuramente ha fatto molto piacere che è arrivata la vittoria, perché ci voleva perché il Giarre veniva da 2 sconfitte consecutive, Barcellona e Siracusa, e quindi era una questione solo di risultati, perché è normale quando tu vedi la tua ex squadra giocare e vince, mi fa piacere perché non dimentico quello che ho passato io in 4 anni con questa società, con questi ragazzi, quindi non è facile scordarsi il gruppo. È vero, hai detto bene, hai difficoltà a scordarti un gruppo. Adesso
finalmente sentiremo te, sentiremo poi eventualmente magari nelle prossime puntate il presidente Di Martino. Cosa è successo a Giarre? Perché insomma voi siete stati un gruppo importante, avete fatto un percorso interessante, avete portato una bella realtà storica del Giarre nel campionato di eccellenza. Poi invece in questo campionato, tra sofferenze varie, però con una finale di Coppa, perché Giuseppe, questi hanno fatto la finale di Coppa. Non dimentichiamo che se la stagione finisse oggi, il Giarre chiuderebbe salvo e con una finale di Coppa, quindi non mi pare un andamento così da esonero. Che cosa è successo, Maurizio? Ci vuoi raccontare qualche particolare? Senza nessuna forma polemica, perché tra l'altro tu sei abbastanza diplomatico e quindi sai ben valutare quello che dici. Vai. Niente di particolare, sicuramente siamo passati da una settimana prima agli elogi di tutti quanti, dal presidente allo staff, ai giocatori, ai giornalisti, ci hanno elogiato tutti quanti, però a distanza di una settimana c'è stato l'esonero che io non ho capito ed è normale che mi dispiace, ripeto, perché in questi 4 anni io del Giarre posso parlare solo bene. Perché siamo stati sempre rispettati, lo staff, i giocatori, posso dire che nessuno in questi 4 anni, la società deve dare una lira o un euro e quindi giustamente ne posso parlare solo bene. È stata una situazione un po' particolare che io non mi aspettavo personalmente, però il Presidente ha voluto fare questa scelta sperando che il Giarre si salva, perché giustamente come avete detto voi un pezzo di campionato l'ho fatto anche io, siamo arrivati alla Coppa Italia, alla finale, che nessuno ci credeva, però complimenti alla squadra, complimenti al gruppo, alla società e speriamo che magari arrivi la salvezza il più presto possibile. Io credo che comunque dopo tante stagioni anche un po' di riposo fa bene, Maurizio, no? Insomma si tira un pochettino il fiato, perché allenare tanti anni comunque alla fine insomma un po' di stanchezza arriva, no? Sì, quello sì, però c'era tempo per riposarsi, c'erano i 3 mesi quelli di stop, quindi magari sinceramente ci sono rimasto male, perché non piace a nessuno essere esonerati e magari se completavo quest'anno ed ero convinto insieme ai ragazzi, insieme alla società che ci potevamo salvare tranquillamente, però è successo questo, lo accetto, però non lo condivido. Giuseppe, volevo chiedere sì, una cosa al mister, la vittoria di ieri del Giarre, anche per le dimensioni con cui è arrivata, fa pensare sullo stato di salute della San Pio X, cioè si parla di area di smobilitamento, uno smobilitamento che potrebbe in qualche modo falsare, tra virgolette naturalmente, il resto del campionato, anche perché ci sono ancora tante squadre che lottano per qualcosa di importante. Lei come ha visto, come vede questo risultato, in che ottica lo possiamo leggere? Io non sono d'accordo su questa analisi qua, io secondo me il Giarre è una buona squadra, il Giarre in questo momento ha recuperato tutti gli infortunati, tutti gli squalificati, quindi eravamo un organico ristretto, è un organico ristretto, però al momento in cui ha recuperato Aleo, ha recuperato Mastronardi, ha recuperato diversi elementi, il Giarre se la gioca con qualsiasi squadra. Si è visto con Siracusa, si è visto sabato che sono andati a vincere con la San Pio e sicuramente farà anche risultato, ha la capacità di fare risultati anche in casa con lo Scordia domenica prossima. questo ci fa pensare che a questo punto il Giarre probabilmente la salvezza insomma, dovrebbe raggiungerla, no? A prescindere da tutto il trambusto che è successo, sicuramente a questo punto penso che il Giarre potrebbe tranquillamente, non dico ritenersi salvo, ma ha grande possibilità di portare a casa la salvezza della categoria. Ne sei pienamente convinto ancora anche da ex? Io sono convintissimo che il Giarre si salva ed ero convinto che si salvava anche col sottoscritto. È anche vero che il risultato di sabato è stato importantissimo per il morale e per la classifica. Ora rimangono 7 partite, fra cui una giornata deve riposare. In 6 partite praticamente ce n'ha 2 fuori e 4 in casa, quindi la salvezza è alla portata del Giarre. Perfetto, una battuta la voglio fare anche con i nostri ospiti, non tanto sul Giarre perché magari conoscete poco la realtà proprio specifica della squadra catanese, mentre invece sicuramente sapete benissimo che il duello tra Scordia e Siracusa è un duello importante. Presidente. Sì, allora
Forse siamo portati legittimamente a pensare, per storia, per blasone, per i nomi, che il Siracusa possa vincere il campionato, ma come dicevate poc'anzi, il Città di Scordia è davvero una grandissima società, ha lavorato bene nel corso degli anni e quindi quest'anno punta anche lei a ottenere la promozione e non ruberebbe assolutamente niente, perché la qualità della rosa dello Scordia esiste. Sono d'accordo con voi, è addirittura forse superiore a quella del Siracusa. Danilo, che ancora tuttora gioca, no, in questa squadra del Real Biscari, vedere una bella realtà come Scordia ben organizzata fa piacere anche, insomma, per chi vive la società non soltanto da giocatore come nel tuo caso. Sì, allora inizialmente io credo che pensavamo tutti che il Siracusa avrebbe spaccato il campionato, perché comunque ha messo in campo dei giocatori o dei nomi che per la categoria sicuramente fanno una differenza. Però sta a dimostrare che una società che si impegna e fa le cose per bene può benissimo tenere testa anche a dei nomi molto più blasonati di altri. È vero, quindi è vero. complimenti. Complimenti senz'altro. Una battuta anche con il vicepresidente del Macchitella, Andrea Battiato. Vicepresidente, io credo che comunque quando una squadra importante come Siracusa raggiunge categorie importanti fa sempre piacere comunque, perché un capoluogo di provincia, vederlo nelle categorie così da dilettanti, insomma, non è che faccia tanto piacere. Sì, è vero, io sono forse un po' giovane per ricordare il Siracusa in campionati un po' più in alto, però sicuramente sapere che il Genere, il Siracusa o altre società che militavano in altri campionati possano risalire e portare prestigio al calcio siciliano senza dubbio non è che un vanto per noi siciliani, questo sì. È vero. Allora, prima di salutare il nostro ospite Maurizio Romeo e prima di congedarci anche da Giuseppe, noi adesso vi presentiamo un'intervista a Marco Arcese, che è il presidente della Procalcio, una società di Frosinone che ha creato un progetto, appunto quello della Procalcio, realizzando anche degli stage con alcune scuole calcio affiliate proprio nel territorio siciliano. È importante perché dice delle cose interessantissime. Sentiamo l'intervista. Mamma mia, here I go again. Mamma mia, does it show again? Presidente Marco Arcese, progetto della Procalcio che va da tantissimi anni e che sposa anche qui oggi alla San Gaetano di Belpasso in questa splendida mattinata con Vigore Etnea, finisce Belpassese e Jeunesse. Quali sono gli stimoli, visto che questo è un progetto che da tanti anni che appunto ormai vede coinvolto società appunto di Frosinone con queste splendide realtà catanesi? Ma intanto è un piacere stare qui perché la Sicilia è comunque un posto meraviglioso e dove secondo me si può lavorare bene. Quello che noi ci prefiggiamo è portare, diciamo, una metodologia nuova di lavoro per quanto riguarda le scuole calcio. Oggi ne abbiamo quasi 28 tra Italia e l'estero e comunque la Sicilia, ripeto, è per noi un fiore all'occhiello. Queste tre società che si sono consorziate e che spero possano confluire in un progetto più grande, hanno sposato in pieno quello che è la nostra metodologia di lavoro e oggi siamo qui sia per fare formazione con i tecnici e quindi anche per poi fare una valutazione del lavoro fatto fino ad oggi.
Qui a Belpasso c'è un bellissimo centro sportivo dove poter fare attività e credo questo vada a merito sia dell'amministrazione comunale ma anche delle persone che gestiscono poi l'impianto. Intanto credo che in Sicilia ci voglia un po' di buona volontà, anche di cambiare, di cercare di migliorarsi, di innovarsi, perché ho notato che molte scuole calcio purtroppo fanno cose che si facevano 30 anni fa. Il mondo è cambiato, il settore giovanile in Italia è in grande difficoltà, questo lo sappiamo tutti, è in difficoltà il calcio italiano in generale. Penso che ripartire dalle scuole calcio sia un buon approdo per tutti quanti, perché noi non riusciremo a cambiare il calcio, noi della mia generazione, ma questi bambini penso di sì. Quindi credo che bisogna iniziare un lavoro nuovo, un lavoro strutturato sul lavoro individuale del bambino senza pensare al risultato nelle fasce minori, cercando di costruire dei buoni atleti, delle buone persone della nostra società, ma soprattutto, se è possibile, poi anche dei buoni calciatori. Io partirei proprio da un modo diverso di fare calcio, no? Un modo che purtroppo in questo momento si avvicina molto ai modelli spagnoli, tedeschi, anche in Belgio stanno facendo un ottimo lavoro. Spero che sia un input anche per la federazione italiana, attraverso questi centri federali che dovrebbero nascere, qualcosa che possa portare un livello qualitativo di lavoro molto più alto. Per quanto riguarda la Sicilia, c'è l'idea di fare un grande torneo, un torneo internazionale con società professionistiche che possono riguardare questa fascia di età, portare squadre professionistiche qui perché i bambini imparano anche guardando e quindi è importante il confronto. Se li lasciamo all'interno di questa situazione senza potersi confrontare mai magari con situazioni più agevoli come abbiamo noi per esempio a Roma, dove chiaramente è più facile incontrare società professionistiche di più alto livello. Ecco, ritengo che magari il fatto di poter fare un torneo aiutati dalle amministrazioni comunali e da queste società che ci stanno aiutando in questo momento possa essere un passo importante per portare, diciamo, delle innovazioni su questa terra così ricca di risorse umane. Penalty, il calcio è anche questo, no? Sapere che ci sono delle belle realtà come la Pro Calcio di Frosinone che viene anche a cercare talenti in Sicilia. Certo, speriamo che ne trovi. Speriamo che ne trovi. A proposito, poi passeremo ai saluti anche con Maurizio Romeo. Mi hai detto una cosa anche importante, che se per caso il Vittoria del campionato di eccellenza dovesse mollare, a questo punto il Real Biscari diventa veramente la realtà di Vittoria. Beh, chiaro, se le cose continuano così purtroppo non ci sarà un grande futuro per il Vittoria Calcio. Stai dando una bella notizia anche ai tifosi. È così purtroppo, Barravecchia ogni anno prova a creare qualcosa ma poi per un motivo o per un altro va a smobilitare Sentiamo a metà cosa campionato. dice anche, lui rappresenta il nuovo che avanza. Il nuovo che avanza, a questo punto che dici, Danilo? Comunque dispiace nel caso in cui una società, ancora non è detto, ci mancherebbe, però quando una società molla dispiace sempre.
Noi in ogni caso andiamo avanti per la nostra strada, cercheremo di fare bene, se sarà da prendere le redini. Siete pronti? Sono Sicuramente pronti, sì. Real Biscara e New Team Ragusa, poi il nuovo che avanza. Il nuovo che avanza. Su Ragusa e su Vittoria. Il nuovo che avanza. Maurizio Romeo, allora io passo ai saluti per quanto concerne la presenza dell'ex allenatore del Giare. Maurizio, una battuta veloce. Io credo che comunque l'esperienza di Giare rimane sempre un'esperienza importante per la tua carriera, anche di crescita. Sei stato un grande personaggio a Via Grande, l'hai portato a grandissimi livelli. Anche questa parentesi di Giare comunque fa parte di un bagaglio che ti porterai per sempre, no? E poi ormai sta arrivando l'estate, ti riposi, il prossimo anno sicuramente insomma, le richieste non mancheranno. Che dici, Maurizio? Sicuramente è un'esperienza bellissima. In questi 4 anni ho conosciuto tanta gente, tanti giocatori, sono rimasto amico con tutti quanti, c'è un buon rapporto anche con la squadra, anche se è da 2 settimane che praticamente mi sono sentito solo con qualcuno, però c'è gente magari che mi chiama, ci chiamiamo, ci sentiamo. Ripeto, essere esonerati non è bello, magari non ho capito la motivazione, forse la so, forse non la so, però ci sono rimasto un po' male, magari il mio ciclo poteva finire a fine campionato. Lo mandiamo a salutare il presidente Di Martino? Facciamo questa che dici? Mandiamo a salutare comunque il presidente, se sei d'accordo. Problemi col presidente. Il presidente ci sentiamo magari qualche volta e non ho nessun rancore, mi fa piacere che il Giare si salvi perché far parte di un ciclo di 4 anni dove io ho iniziato e magari se c'era la possibilità di finire il campionato lo finivo in bellezza, però le cose sono andate così. Speriamo che il Giare si salvi al più presto possibile. Va benissimo, grazie Maurizio, allora buon riposo e buon inizio anche per la prossima stagione 2015-2016. Grazie per essere stato presente qui a Penalty e ci hai raccontato cose che magari noi forse conoscevamo poco. Grazie, buon lavoro e buon proseguo. Bene. Non sentivate, va bene, ho ringraziato volutamente Maurizio per la sua grande sportività. Allora, a questo punto devo anche salutarti perché noi ci rivedremo con te la prossima settimana per raccontare ancora il CND e i 2 gironi dell'eccellenza, il primo un po' meno, il secondo ancora un po' più interessante. Chiaramente, grazie. Grazie a Giuseppe Ragona. A questo punto siamo insomma, molto curiosi di sapere come lanci la pubblicità, carissima Jessica, dai. Allora, rimandiamo la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale.